Eccoci qua, tornati, allora velocissimi, dobbiamo concludere il giro, abbiamo degli ospiti che ci parlano del calcio femminile. Abbiamo Elisabetta Toresin che rappresenta i ragazzi del pallone, ci racconti questa manifestazione solo al femminile, che anche lì 52 squadre io ho letto presenti a livello nazionale, quindi che arrivano da tutta Italia, qui nel Veneto il weekend scorso. Sì, noi siamo alla 6ª edizione. Negli ultimi 2 anni abbiamo fatto 52 squadre, quindi questo è il torneo in assoluto più grande che c'è in Italia per il numero appunto di squadre e di partecipanti, perché tendenzialmente ogni squadra porta dalle 10, 12, 15 persone con sé, più o meno presenti. sono tutte donne. Ci siamo un po' specializzate, ci piacerebbe naturalmente anche aprire ad altri sport, ogni tanto lo facciamo purché abbiano a che fare con la palla, giusto per restare in tema, insomma, con il titolo che ci siamo dati. Sì, ho portato anche una dei mini video. Olimpiadi femminile del pallone, insomma, diciamo. Scusami, no. Una mini Olimpiadi al femminile del pallone, Sì, dalla pallavolo, pallacanestro, ne abbiamo tanti sport col pallone, per tenere buono il titolo, intendo dire, ragazzi, sì, nel pallone. senza dubbio, ma abbiamo fatto anche molti sport, che ne so, l'hockey su erba, perché ci fosse una pallina, c'erano molti eventi collaterali, infatti. Sì. Ci abbiamo inserito molte cose, un po' perché noi sennò ci annoiamo, no? Come diceva Anatoli, dopo un po' non facciamo mai lo stesso torneo con le stesse dinamiche, allora inseriamo iniziative che possono essere appunto di altri sport, oppure facciamo molta solidarietà. Quest'anno per esempio, infatti ricordiamolo perché abbiamo parlato anche prima di solidarietà. Una cosa molto importante, noi ogni anno appunto destiniamo una buona parte dei proventi, quei pochi proventi che riusciamo a raccogliere, comunque a iniziative di solidarietà. Quest'anno invieremo anzi dei soldi a questa ragazzina che si chiama Babani Munda, è una ragazzina bengalese, è un caso anche che ha avuto molta eco in alcune televisioni o trasmissioni televisive, perché è una ragazzina che in una situazione molto rurale, fate conto che giocano insomma in mezzo ai campi che non sono assolutamente né segnati, con tutte le mucche intorno, insomma una situazione quasi paradossale potremmo dire per la nostra realtà, e dove ovviamente alle donne non è concesso non è concessa un certo tipo di emancipazione, per cui c'è molto sfruttamento minorile del lavoro, per cui questa ragazzina è riuscita a costruire una squadra di calcio di sostenere il lavoro, di tutte diciamo, donne, fatto lì. di tutte ragazze, è riuscita a convincere i genitori a farle partecipare, è riuscita addirittura a ottenere dei premi, per cui è entrata in un piccolo torneo, addirittura una delle sue squadre. Questa ragazza dov'è? In che paese è? In che posto? Nel Bengala. Nel Bengala. Del Bengala. Bene. Noi comunichiamo con lei via fax, per cui questo vi fa intuire la difficoltà. Dal punto di vista sportivo come è andato il torneo? Naturalmente bene, ormai siamo diventate delle professioniste e le poppe a pera, perché ci sono tutti i nomi particolari. Sì, tutti i nomi assurdi, cioè molto divertente, perché insomma una parte anche insomma di divertimento fondamentale. Ci si diverte insomma anche principalmente. Sì, considerate che sì, c'è molto divertimento, ma c'è anche molto agonismo, le 52 squadre sono comunque trasversali, ci giocano dalle azzurre intendo quelle che vanno ai tornei internazionali e nazionali, a quelle che amano giocare al pallone, perché insomma magari una sola munizione anche in 124 partite. Sì, esatto. Quindi molta correttezza in campo, visto che prima ne abbiamo parlato. Sì, ci tengo a sottolineare che il nostro sforzo è mostrare un calcio femminile che ha altre dinamiche. Bene, brave ragazze nel pallone, abbiamo anche gli altri amici qua, chi abbiamo qua, se vuoi presentarli? Sì, ho portato anche un ragazzo nel pallone con quello me, che fa raccattapalle, immagino, no? Segretario, non avete microfono, e lei è un atleta invece? Lei è un atleta, ma anche una
insomma anche altri ruoli. I nomi dei due ragazzi? Allora, Emanuel seguiva la segreteria, immaginate... Se te farà morire in mezzo a queste ragazze. 600 e passa ragazze che passavano la sera di venerdì. Ascolta, mettevi molto collirio tu negli occhi perché immagino ti lacrimavo. Tutto il resto è stata comunque una cosa molto bella, e fate conto che in 3 giorni abbiamo dormito 10 ore in totale. Perché andavi a controllare nelle tende? Cioè, eri molto impegnato? Guarda che avresti un po' di invidia di qualche maschietto in zona. Buonasera, Prego. io sono Michela, faccio parte dello staff che è composto quest'anno da 30 ragazze e più e da 4 organizzatrici storiche che sono anni che organizzano volontariamente il torneo. C'è molto lavoro alle spalle, c'è tutto un lavoro proprio di volontariato, perché nessuna di noi viene pagata, è tutto in beneficenza e per sostenere ovviamente il torneo. Bene, allora se sei in buona compagnia, perché credo che nessuno di noi venga pagato. Dai il microfono a Marco Domeneghetti, un applauso alle ragazze intanto. Allora dobbiamo correre perché io vorrei parlare di questa moto, perché alla fine nell'ultima puntata, gli ultimi 3 minuti mi fate parlare di moto o no? Sì, dai. Prego Marco, allora Acqua Tour. Bell'impegno, ci vorrebbe una puntata solo per questo. Ci vorrebbe forse però organizzato più di una con puntata, Cinzia Rampazzo, che è presidente, tuttora immagino, dell'associazione Smile for Onlus. Tu sei il vicepresidente, Cinzia nel contempo è diventato assessore, un po' una fregatura per te, perché mi sa che ti toccherà lavorare ancora di più. Può essere, ma non è un grosso problema. Probabilmente ce ne vorrebbero 3 di puntate per spiegare esattamente tutta questa manifestazione. Abbiamo legato le piscine del Veneto con una buona causa, che era una raccolta di fondi per favore del centro Holman di cui parlava prima Gianfranco. Riusciamo in qualche modo, siamo riusciti l'anno scorso a tenere aperta la loro piscina riabilitativa e tentiamo di continuare. Quindi qua proprio il mondo aperta. delle piscine, è vero Cinzia, che si è messo Il mondo in delle movimento. piscine, siamo riusciti proprio a legare praticamente tutte le piscine del Veneto. Questo è il vero successo della manifestazione da un punto di vista sportivo. Poi il fatto che ci sia questa buona causa sotto ne dà ancora più atto. Partenza il 12 luglio. Partenza il arrivo a 12 Padova. luglio da una manifestazione della Federazione Nuoto Nuoto. Regionale, una 10 km in mare, in acque aperte. Chi arriva per prima farà partire una bicicletta. I primi ciclisti sono il presidente assessore Cinzia Rampazzo, Rossano Galtarossa, che conosciamo tutti, Carlotta Tagnin, che è finalista olimpica dei 100 rana a Mosca nell'80, quindi voglio dire Grandi atleta atleti nota a nel livello mondo del nuoto di internazionale. sicuro. Leghiamo tutte le piscine e passando, voglio dire, la sfida è che tutte le piscine facciano dei chilometri con i loro nuotatori che corrispondono ai chilometri che fanno i bambini che provengono da tutta Italia al centro Holman. E si Questa è la finisce sfida. a Padova Nuoto. Si finisce mercoledì con una 16 alla Padova mega Nuoto con una nuotata, mega ma- Staffet One si chiama, Staffet è One. una 500 da 50, speriamo che diventi una 600 da 50, una 700 da 50. È una festa là, insomma. Bene. Hanno aderito non solo le piscine, ma hanno aderito anche Pellegrini, Magnini, eccetera, che nuoteranno eccetera, per noi a grandi Verona, hanno nuotatori. aderito la nazionale Quindi di fondo ognuno che nuoterà nuota un per po' noi. nelle sue piscine. Sommiamo i chilometri e speriamo di Ci superare manca questi. poco, infatti. Diamo il microfono alla Cinzia intanto, grazie a Marco, facciamo un applauso a Quattù. Allora ragazzi, bene, allora a questo momento io occupo questa emittente Sì. televisiva, Allora, quindi qua avvertiamo siete la tutti regia chiusi che qua dentro, non- regia, siete occupati da noi motociclisti. Massimo, cosa c'è sabato? O Andrea, chi vuole parlare? Andrea, sabato 12, cosa c'è a Padova? Beh, naturalmente c'è ormai un appuntamento che è diventato storico, perché è la 5ª edizione che comunque abbiamo portato il Supercross internazionale a Padova. Ricordiamo che sono internazionali d'Italia, cioè praticamente il campionato del mondo del Supercross. Diciamo che proprio del mondo non esiste, perché Appunto, non esiste, però no. è una gara a livello europeo dove vengono a correre piloti francesi, tedeschi, belgi, Che americani. differenza c'è tra il motocross tradizionale e quello di Cairoli, per intenderci? Sostanzialmente Che domanda gli è faccio? tutta Vabbè, un'altra lo cosa. faccio per uso e Diciamo consumo che- del pubblico. che questo sport è uno sport molto spettacolare su un tracciato più piccolo, solitamente viene fatto su degli stadi per permettere anche al pubblico di vedere tranquillamente e comodamente la manifestazione anche da una tribuna. Si tratta comunque di un tracciato tecnico dove vengono esaltate le doti degli atleti, e sono pochi gli atleti che riescono comunque ad affrontare questo tipo di ostacoli.
Ci vogliono moto particolari, noi stiamo vedendo una moto che ci avete preannunciato come una moto veramente straordinaria, anche dal punto di vista del costo economico. Naturalmente, allora, questa manifestazione la stiamo organizzando noi del Moto Club Fan Bike, naturalmente l'Off-Road Pro Racing, che è il promoter di questo campionato, la FIM internazionale, la Federazione Italiana Motociclistica, e poi naturalmente la struttura assieme alla Martin Racing, a Sport Events, che comunque questo connubio, questa unione è riuscita a portare le forze all'interno dell'ippodromo Breda, dove già l'anno scorso è stato un primo tentativo e ha avuto un discreto successo nonostante le avverse condizioni meteorologiche, anche perché costruire un evento del genere all'interno di uno stadio è un dispendio economico e anche di energie veramente importante. E quest'anno allora abbiamo detto portiamo la moto, che è una moto ufficiale HRC Honda, guidata dal pilota Bobryshev, che è il pilota ufficiale proprio della Honda HRC, e questa è realmente la sua moto. In questo momento è infortunato, abbiamo avuto la possibilità di averla qui con noi. Il valore di questa moto? Ma io adesso non lo so, però ci aggiriamo dai 150 ai 200.000 euro. 1.000 euro. Però, ti dia un po' di dati. Certo Massimo. Tutto quello che vedete qua è la massima espressione tecnologica applicata a un mezzo che viaggia anche a 100 all'ora, a volte su terreni proprio saldi e buche. Qua passiamo da un motore che eroga più o meno circa 60 cavalli. Questo è 250, 350, 450. Con una mappatura variabile sul manubrio che il pilota può cambiare a seconda se il terreno si rovina. Il motore eroga la potenza a seconda dell'esigenza del pilota. Ha forcelle ad aria, la molla non esiste, vengono pressurizzate con l'atmosfera. Sfruttata l'elasticità dell'aria che si comprime. Utilizzo di carbonio quasi dappertutto dove si può, titanio, magnesio, i carta del motore, cioè tutto quello che si vede, anche se può sembrare di serie, è tutto completamente... È tutto special pasta. Diciamo che per motivi commerciali deve assomigliare alla moto che viene venduta, credo 12-11 mila euro, quanto può essere un prezzo? Questa è la moto che tutte le domeniche si schiera di fianco al nostro campione Antonio Cairoli, che ricordiamo 8 volte campione del mondo. Tutte le domeniche nei vari tracciati del mondo per cercare di batterlo. Per ora. Insomma, diciamo che il cuore batte ovviamente per tornando Antonio al Supercross, da ondista personalmente apprezzo molto questa moto. Ti piace, sì. Certo. Sabato, tornando al Supercross, Angelo Pellegrini, che comunque è campione in carica italiano di Supercross, guida una moto abbastanza simile, che è il pilota in forza del team Martin, e ci saranno anche Matteo Bonini degli altri naturalmente specialisti italiani che sono tra i migliori. Comunque è un evento assolutamente da non Quindi perdere. Sabato ippodromo Breda, un casello autostradale Padova Est, potete vedere dalle 16 del pomeriggio fino a sera, con un biglietto unico, state dentro tutto il tempo che volete, vedete gare, abbiamo freestyle. E qui abbiamo Efrem, lo speaker, facciamo un applauso a Efrem The Voice. Allora Efrem, spiace anche a me averti tenuto così alla fine, perché io, ripeto, come ho detto, vorrei essere... Lo sono stato tanti anni, anche come microfono per il motocross, però insomma com'è questo mondo del freestyle? Tu segui poi in particolare la debut, il freestyle, le gare di salti, insomma queste cose? Allora il freestyle è una cosa che si sta evolvendo in continuazione. Ricordiamo che Debut ospita anche le scuole di freestyle prossimamente, sono anche disponibili per Padova. Quindi è uno sport che adesso molti giovani si avvicinano. Ricordo sempre che facciamo anche del bene, mototerapia, la cosa che stiamo facendo da abbiamo una cosa su Alvaro da fare, dopo aspetta che finiamo un attimo, perché siamo proprio ai minuti, ai secondi contati. Prego. Quindi è uno sport a tutti gli effetti. Essendoci queste scuole, ricordo sempre a tutti i giovani: non affrontate questo sport da soli, dovete essere seguiti naturalmente da istruttori adeguati, persone che... E soprattutto con le attrezzature, perché per imparare a fare i salti, backflip eccetera, ci vogliono queste vasche piene di gomma piuma eccetera. Comunque per Padova abbiamo una grossissima novità: 4 piloti backflip. Praticamente vedremo il pubblico che agiterà le mani sopra la testa e vedremo i trenini in backflip, cosa che normalmente non si vede da nessuna parte. Quindi solo Debut, su YouTube, come si dice, spacca tutto quest'anno. Allora, qual è il tuo urlo di guerra? Il mio urlo? Se lo faccio, fallo. scappano tutti. Regia, siamo Signori e signori, ladies and gentlemen, madame e monsieur, mamma mia che spettacolo! Padova 2014, ippodromo. Grazie.
Allora, Cinzia... Un attimino, riguardo sempre allo scopo benefico, sì, Alvaro anche Dal Alvaro Farra, Dal Farra scusa. ha deciso insomma, che parte del suo ingaggio verrà devoluto per il P63, che è un'associazione che raccoglie fondi per la ricerca delle malattie rare, che sono sì rare, ma se messe tutte assieme sono veramente tante. Quindi un merito anche a Alvaro Dal Farra, perché lui ha conosciuto una ragazza che è Giulia Dal Volpato, e è stato tra l'altro ha partecipato alle selezioni Miss Italia, quindi una bellissima ragazza, e quindi ha deciso di devolvere parte del ricavato per questa associazione, quindi molti scopi bravo. questa sera. Allora chiudiamo con Cinzia Rampazzo questo impegno, questo grande impegno che hai adesso per lo sport padovano. Come sta procedendo? Come ti trovi? Beh, è un grosso impegno certamente, passare da quello che facevo prima all'organizzazione degli impianti sportivi all'organizzazione di tutti gli impianti sportivi, insomma è stato un bel salto. Comunque dai, ultimamente per me sono tutte sfide, sarà così anche questa. Una in più, una in meno. No, però diciamo trovi una città che è molto vivace, no? Certo, vivacissima, anche perché ho saputo che ci sono 2068 associazioni sportive dilettantistiche. Conoscendoti sarà bello tenere testa anche al tuo dinamismo, sì. Visto che poi noi lavoriamo nello staff del settore servizi sportivi, sì, come di Padova. L'unico problema è tuo marito Mauro, che continuerà a fare sempre più ultra per andare via di casa, perché a parte che adesso ormai siamo non via è mai tutti a casa, adesso di casa. tutti via, Mauro, eh? Com'è come assessore a casa? Microfono? Sì. Ma adesso fai tu lavatrici, cose, sì? No, non le fa. Ci siamo passate le consegne, faccio io. Fatto il passaggio di testimone. Sì. Mi fa piacere perché prima c'era anche Gianfranco, abbiamo riunito voi tre, il trio Messina, abbiamo riunito finalmente con Massimo per tanti anni, siamo andati via con Michele Magarotto, facciamo un applauso a Michele, uno dei più grandi piloti italiani, andavamo via noi tre, ci scaldavamo con la lampada a calore, quella che usano nei pollai nel campionato del mondo di motocross con la Montesa, con Michele, bravissimo. L'Europa, sì, ti ricordi. Quindi grazie a tutti, Rosanna, buon lavoro con la FIDA, buon lavoro con anche Rosanna, è diciamo il primo anno presidente FIDA, quindi ha portato già delle novità. Bravi tutti perché siete persone che aiutano lo sport, aiutano i ragazzi, le ragazze e non solo, anche i grandi, a divertirsi e a star bene. Chiude così questa edizione della CONI Veneto. Esatto, noi ringraziamo Nicola, Claudio, i registi, tutta la regia, tutti i ragazzi che ci hanno sostenuto, che ci hanno portato pazienza anche. Abbiamo avuto molte soddisfazioni da questa trasmissione e noi ci auguriamo che magari a ottobre-novembre possa partire la sesta edizione di CONI Veneto, tutto lo sport in TV. Ciao a tutti, grazie. Buona estate, settimana prossima.